Rapallo e Santa Margherita Ligure, private dei loro porti, si interrogano sulla possibilità di evacuare le attività del lungomare in caso di allerte significative. Domani il primo tavolo tecnico a Rapallo. 36 milioni di euro dal Ministero dell'Istruzione per lavori di messa in sicurezza delle scuole liguri. Moconesi e Ne potranno costruire le nuove scuole. Contributi anche per Chiavari e per il comprensivo Rapallo Zoagli. Operazione antidroga nel porto di Genova, trovate 270 kg di eroina nascoste in un container. Si tratta del più ingente sequestro di stupefacenti degli ultimi 20 anni. La Virtus Entella Chiavari chiederà i danni alla FIGC per l'esclusione dalla Serie B. Confermato il campionato di Lega Pro, la squadra già in campo questa sera per la prima delle 8 gare di recupero. Piccoli artisti all'opera in un dialogo tra città e storia. È il progetto A Scuola con il museo, vinto dalla società economica. I bimbi delle primarie imparano ad osservare e disegnare il paesaggio. Campi in colmata Franco Celeri, l'impianto chiavarese intitolato allo storico presidente dell'Entella. Ora si progetta il restauro del palazzetto e della piscina del Lido. Gentili telespettatori all'ascolto, buonasera e benvenuti nei nostri studi. Rapallo e Santa Margherita Ligure, private del loro porto dopo la mareggiata, si interrogano sulla possibilità di evacuare le attività del lungomare in caso di una nuova ondata di maltempo. In entrambi i comuni sono previsti in queste ore tavoli tecnici per affrontare questa importante questione. Il punto nel primo servizio del giornale, lo vediamo insieme. In assenza del porto sventrato dalla mareggiata, cosa si può fare per difendere il litorale e le attività presenti? È la domanda che si pongono le amministrazioni di Rapallo e Santa Margherita Ligure, le cui difese a mare sono venute meno dopo i danni della scorsa settimana. Soprattutto in caso di allerta per maltempo o per nuove mareggiate, il pericolo è serio per chi vive o lavora a ridosso del lungomare. A Rapallo domani a mezzogiorno è prevista una prima riunione tecnica per studiare un eventuale piano di evacuazione dei locali più esposti. A riunirsi un gruppo di lavoro creato apposta per redigere un piano di emergenza. Se ne sta parlando anche a Santa Margherita Ligure. Il sindaco ha spiegato che tra oggi pomeriggio e domani ci sarà un tavolo per affrontare la questione. Il provvedimento potrebbe riguardare soprattutto Ghiaia, dove si trovano una decina di ristoranti e altre attività. Cambiando fronte, la Capitaneria di Porto è al lavoro per aiutare gli abitanti di Portofino che hanno lasciato il borgo dopo la distruzione della provinciale 227. Oggi un traghetto proveniente da Genova è arrivato a Portofino. Qui dapprima ha scaricato le bombole di gas necessarie per sostituire quelle esaurite, dopodiché ha imbarcato le prime 40 auto di residenti rimaste nel paese. I proprietari sono stati trasferiti via mare con traghetto o motovedetta a Santa Margherita Ligure. Da qui, con un pullman, sono stati accompagnati in porto a Genova, dove hanno potuto recuperare il proprio veicolo. Intanto domenica a Portofino si festeggia il titolare della chiesa parrocchiale, San Martino. Alle 11 Don Alessandro Giosso celebrerà la messa. Sabato e domenica si potrà raggiungere il borgo con i battelli in partenza da Santa Margherita Ligure alle 9:30, 11:30, 14 e 16. Il rientro sarà alle 10, alle 12, alle 14:30 e alle 16:30. Il comandante della Capitaneria di Porto, Antonello Piras, assicura i trasferimenti anche in caso di maltempo. La pioggia infatti tiene calmo il mare, spiega, i problemi nascono piuttosto con l'insorgere del vento. Lunedì 19 novembre si riunirà il Consiglio Comunale a Rapallo. Al primo punto il sindaco relazionerà sulla verifica di adeguatezza dei lavori effettuati al porto dopo la mareggiata del 6 novembre. L'Assemblea si esprimerà sulle cause, sui rimedi e sull'ulteriore rinnovo della concessione. Santa Margherita Ligure e Portofino uniti per agevolare le persone coinvolte dai disagi provocati dalla mareggiata. In particolare, da oggi e per tutto il periodo in cui la provinciale 227 rimarrà chiusa, i residenti di Portofino beneficeranno dello stesso trattamento riservato a quelli di Santa, ovvero il diritto di accesso con motoveicoli a via Gave, il diritto di parcheggio sulle strisce gialle, negli stagli riservati ai residenti,
La prima mezz'ora di sosta gratuita nei parcheggi a pagamento gestiti dal Comune di Santa Margherita e per gli altri parcheggi a pagamento gestiti da Assobello. I portofenesi avranno le stesse agevolazioni in termini di abbonamento riservate ai sanmargheritesi e inoltre saranno riservati al Comune di Portofino 3 stalli in via della Vittoria. Il Presidente della Regione risponde a Italia Nostra, critica sulla realizzazione di una via di emergenza nel parco di Portofino. La strada di 2 metri di larghezza, spiega in una nota, è l'unica soluzione per permettere ai residenti una vita il più normale possibile. L'appello di Toti è di mettere davanti a tutto, anche all'ambiente e alla sua tutela, la salute e il benessere delle persone. E mentre prosegue la conta dei danni causati dalla mareggiata, si calcola che solo al porto Carlo Riva di Rapallo siano state danneggiate oltre 200 imbarcazioni. Un numero che si riverbera almeno su altrettanti membri degli equipaggi rimasti al momento senza lavoro. Molti di coloro che sono deputati alla custodia delle barche hanno trascorso la notte della mareggiata a bordo delle imbarcazioni tentando di salvaguardarle. Abbiamo raccolto la testimonianza di uno di loro che ci ha raccontato le ore drammatiche di questo nubifragio. Siete riusciti a mettervi in salvo da solo o c'è stato qualcuno che vi ha aiutato anche? Ci siamo aiutati uno con l'altro fra di noi, eravamo una ventina, 21 persone. Io personalmente ho trovato una grossa drizza, una grossa cima lunga e l'ho legata a questi pilastri della luce che ci sono, no? lì diciamo sul porto dove ci sono i parcheggi delle auto, e da lì a gruppi di 3 o 4 stavamo tutti attaccati a questa cima qua per resistere alle onde. Stavamo anche attenti a non farci venire addosso delle barche, perché comunque l'alta marea era tanta, le barche passavano attraverso il molo, c'erano delle auto, un parcheggio che andavano avanti e indietro, e barchette, pezzi di legno, rottami, comunque c'era di tutto il mare ed era abbastanza pericoloso. Per quanto tempo siete stati in questa situazione? Guardi, in banchina sugli scogli praticamente dalle 9:15 fino alle 2 passate, che sono arrivati i vigili del fuoco con un gommone di fortuna e 2 o 3 alla volta ci hanno portato avanti e indietro con molte difficoltà, perché detta così sembra facile, ma è stato molto difficile anche l'evacuazione. Ora l'imbarcazione Chocolate in che stato si trova? È arenata sugli scogli, anzi proprio sul moletto, proprio dove c'è il castello di Rapallo, metà sul secco, metà sul bagnasciuga, in condizioni disastrate. Penso che sia irrecuperabile. Lei si figuri che sono 300 passabarche, la metà hanno un equipaggio minimo di una persona minimo, e quindi può ben capire che è proprio un disastro totale. Con che nota di speranza ci lasciamo? Da questa disavventura ne dobbiamo trarre, far tesoro e capire come poter costruire in modo più adeguato e costruire diversamente, perché il clima è cambiato, le strutture vanno adeguate in base a questi eventi straordinari. E l'importante, ripeto, che non si è fatto male nessuno. È stato vietato l'accesso alla banchina Rizzo del porto di Santa Margherita. Oggi il comandante della Guardia Costiera, Antonello Piras, ha emanato l'ordinanza relativa. La videoispezione infatti ha mostrato danni strutturali tali da rendere la banchina potenzialmente pericolosa. Proseguirà anche nei prossimi giorni, purtroppo, il maltempo sulla Liguria. Per questo è stata prorogata l'allerta meteo gialla con piogge diffuse e temporali diramata dalla Protezione Civile della Regione. L'allerta coinvolgerà i bacini medi e piccoli di tutte le zone sino alle 18 di domani. Anche domattina verranno effettuate ulteriori valutazioni legate all'evoluzione meteo per le ore successive. Il ministro dell'istruzione ha assegnato alla Regione Liguria 36 milioni di euro per la messa in sicurezza delle scuole liguri. Il fondo permetterà di realizzare 27 interventi di adeguamento sismico e antincendio
e in 9 casi di costruzione di nuove scuole. Per l'area metropolitana di Genova sono stati assegnati 10 contributi per un totale di quasi 14 milioni di euro. Per il Tigullio una buona notizia, potranno infatti partire lavori a Moconesi e Anè. Per la nuova scuola di Ferrada sono stati assegnati 2 milioni e 106 mila euro, per quella di Nè 2 milioni e 115 mila euro. Anche Chiavari beneficerà di 2 finanziamenti di 1 milione e 847 mila euro per l'adeguamento sismico dell'Istituto Caboto e quasi 2 milioni di euro per l'adeguamento sismico e dell'antincendio al liceo Marconi del Pino e all'Istituto in memoria dei morti per la patria. Infine, poco più di 300 mila euro saranno utilizzati per l'adeguamento sismico dell'Istituto Comprensivo di Rapallo Zoagli. La polizia ha scoperto e sequestrato 270 kg di eroina proveniente dall'Iran e nascosti all'interno di container nel porto di Genova. Si tratta della più ingente sequestro di sostanze stupefacenti degli ultimi 20 anni. Per la prima volta nel corso dell'indagine è stata usata la tecnica della consegna controllata con l'ordine investigativo europeo. Vediamo. Si tratta del più ingente sequestro di eroina degli ultimi 20 anni. 270 i chilogrammi nascosti all'interno di 3 container stipati a bordo della nave cargo Artabaz proveniente dall'Iran e sequestrati in porto a Genova. Li ha scoperti la polizia, coadiuvata dal personale dell'Agenzia delle Dogane, al termine di una lunga indagine che si è sviluppata sotto il coordinamento del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia e di Eurojust e ha visto il coinvolgimento delle forze dell'ordine e le autorità giudiziarie di Svizzera, Francia, Belgio e Olanda, paese quest'ultimo dove l'operazione si è conclusa con l'arresto di 2 persone di nazionalità turca. Per la prima volta è stata usata la tecnica della consegna controllata con l'ordine investigativo europeo. Si toglie quasi tutto il carico di stupefacente dal tir e se ne lascia una parte che viene poi seguita dagli investigatori fino alla destinazione. Così è stato fatto. Il cargo era partito dal porto iraniano di Bandar Abbas alla volta della Turchia e dell'Europa, toccando i porti di Amburgo, Valencia e Genova. Qui sono sbarcati 31 container. 3 di questi contenevano bentonite, un minerale argilloso in polvere. Gli approfondimenti investigativi sulla documentazione di trasporto facevano emergere forti dubbi sul reale destinatario della merce, che figurava essere una ditta con sede in Repubblica Ceca. Si è deciso così di averci chiaro. Nel corso della perquisizione si è visto come i sacchi di bentonite in realtà ne nascondevano altri al loro interno con il materiale stupefacente. L'operazione però non è finita qui. Constatata la presenza della droga, si è chiesta l'autorizzazione a seguire la spedizione del carico, richiedendo l'ordine di indagine europeo. Il materiale è stato quindi caricato su un tir che è stato pedinato discretamente dalla Polizia di Stato, transitando per le frontiere di Svizzera, Francia, Belgio e Olanda. Dopo un viaggio di 3 giorni, lo scorso 2 novembre, il mezzo è giunto in Olanda, località Roosendaal, dove è stato fatto entrare in un magazzino. Qui la polizia olandese, congiuntamente con quella italiana, ha fatto irruzione all'interno del deposito, arrestando i soggetti presenti, 2 cittadini turchi appartenenti ad un sodalizio criminale con proiezioni medio orientali. Le indagini ora stanno cercando di ricostruire l'intera filiera che gestisce i traffici di droga, che vedono al porto di Genova confermarsi ancora una volta quale importante crocevia per l'introduzione dei carichi di stupefacente, destinato anche al resto d'Europa. I finanzieri del Comando Provinciale di Genova hanno denunciato a piede libero 2 piccoli imprenditori genovesi di 57 e di 26 anni ed un cittadino straniero di 38 anni per aver rispettivamente ceduto ed utilizzato dal 2015 documenti falsi che comprovavano un inesistente rapporto di lavoro subordinato. Lo straniero, già pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, avrebbe utilizzato la busta paga e le false lettere di assunzione per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno. I 2 imprenditori sono stati denunciati anche per aver favorito la permanenza irregolare di uno straniero sul territorio nazionale. Le verifiche erano scattate lo scorso mese di novembre, quando lo straniero è stato arrestato nell'ambito di un'operazione antidroga per il traffico internazionale di 77 kg di cocaina spediti dal Sud America nel porto di Genova con un container. Un'ingiustizia consumata in 2 mesi a cui, proprio a causa del troppo tempo passato, non può esservi posto rimedio. È lo stesso TAR del Lazio, nella sentenza di ieri, ad aver dato ragione alla Virtus Entella, che chiedeva di essere riammessa alla Serie B, come confermava la sentenza del collegio di garanzia del CONI. Ma proprio perché i campionati sono già in fase avanzata, il Tribunale stesso ha stabilito che questo non è più possibile.
Un epilogo che lascia l'amaro in bocca, quello arrivato ieri per i biancocelesti, che continueranno così questa stagione in Lega Pro, andando avanti però con la richiesta dei danni provocati da questa situazione alla Federazione Italiana Gioco Calcio. I ragazzi di mister Boscaglia staranno già in campo questa sera per la prima delle 8 gare di recupero. Fischio d'inizio alle 20:30 al Comunale di Chiavari contro l'Arzachena. Vediamo l'intervista che abbiamo realizzato. Abbiamo avuto la conferma che la sentenza del collegio di garanzia rimane intonsa e solamente non applicata. Il problema è che arrivati a novembre il giudice del TAR ha decretato che è troppo tardi per togliere la stabilità al campionato di Serie B che è già iniziato e riammetterci in quel campionato. C'era stata una sentenza del Consiglio di Stato di 2 settimane fa che si era già espresso in quella direzione e anche il giudice del TAR non se l'è sentita di andare, di esprimere un'opinione diversa da quella del Consiglio di Stato. L'Entella andrà ancora avanti nella querela giudiziaria o inizia oggi il campionato di Serie C per questa stagione? Dal punto di vista della categoria è una storia chiusa. Per quanto riguarda invece il capitolo risarcitorio, ovviamente andremo avanti fino alla fine perché abbiamo una sentenza del collegio di garanzia inapplicata e il fatto che non siamo stati riammessi in Serie B è dovuto al fatto che la FIGC si è rifiutata di ottemperare nei tempi, nei modi giusti a quella sentenza. Cosa cambia per l'Entella adesso giocare nella Lega Pro? Noi eravamo mentalizzati 2 mesi fa ad affrontare questa categoria e ci eravamo fatti una ragione del fatto che al primo e secondo grado ci era stato dato torto sulla querela Cesena. Poi è arrivata quella sentenza a settembre che ha riaperto i giochi, ha sospeso il campionato e quindi ora dobbiamo solamente rimettere la testa su una situazione a cui eravamo già preparati, che avevamo già affrontato e la squadra ha dimostrato anche nelle 2 gare che ha giocato fino adesso di essere pronta ad affrontare le difficoltà del campionato di Serie C. Si comincia a scalare la classifica questa sera con il primo dei tanti recuperi che aspettano adesso il campionato. Sì, i recuperi sono fondamentali sotto il profilo psicologico perché le altre non giocano, quindi se tu fai risultato incominci a scalare la classifica. Sarà un percorso lungo che si completerà solo a aprile. Necessario adesso che anche il pubblico sostenga la squadra. Sì, devo dire la verità che ci aspettiamo un grande sostegno, deve essere una rivalsa per i giocatori, per la società, ma anche per Chiavari, per come siamo stati trattati quest'estate dalle istituzioni e credo che la vittoria più bella sarebbe rientrare in Serie B già da questa stagione con una vittoria del campionato. E a Chiavari sono iniziati i lavori per la costruzione definitiva della rotatoria di via Trieste all'intersezione con viale Marconi, via Tito Groppo e L'Aurelia. Ad aggiudicarsi l'intervento la ditta Stefano Zappettini di Mezzanego. La spesa è di 53.300 euro con un ribasso d'asta del 23,52%. Il cantiere dovrebbe chiudere entro 15 giorni. Secondo la Giunta, la sperimentazione di questi mesi ha dato buoni risultati sia per lo snellimento del traffico e delle code sia per la sicurezza degli automobilisti, risolvendo i problemi di scarsa viabilità. Con la rotatoria di via Prandina invece sono terminate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori e a breve, spiega il sindaco, sarà assegnato l'appalto. Prosegue il trend positivo della raccolta differenziata a Santa Margherita Ligure in seguito all'introduzione di tutta la città del nuovo sistema di conferimento dei rifiuti. A dirlo è l'amministrazione. I dati di ottobre del 2018 ancora parziali si attestano sull'81,42%. La media annuale invece è del 75,65%. Intanto in questi giorni di emergenza la rimozione dei detriti provocati dalla mareggiata viene effettuata con un macchinario speciale. Si tratta di un vaglio che separa i rifiuti dalla sabbia e dalla ghiaia, consentendo di estrarre e separare in gran parte plastica e legno, consentendo quindi un risparmio nel conferimento. Ora lo spazio all'economia. Oggi parliamo delle erogazioni di denaro che ciascuno può fare liberamente a sostegno della cultura e dello spettacolo. È il cosiddetto Arte Bonus, un aiuto del mecenatismo a favore del patrimonio culturale. Vediamo la scheda della settimana. Prego la regia di mandare in onda la sigla.
Le erogazioni in denaro sono detraibili. Quelle che danno diritto al credito d'imposta devono essere riferite ai seguenti interventi: manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, e quindi musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, i complessi monumentali, le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizione, le istituzioni concertistico-orchestrali, i teatri nazionali o di rilevante interesse culturale, e poi ancora i festival, le imprese e i centri di produzione teatrale di danza, nonché i circuiti di distribuzione. Sono comprese anche la realizzazione di nuove strutture, il restauro o il potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 65% dell'importo donato e sarà ripartito in 3 quote annuali di pari cifra. È riconosciuto a tutti coloro che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo. Possono beneficiarne i privati cittadini, gli enti non commerciali e le società semplici e gli enti no profit. Le donazioni liberali devono essere tracciabili, dunque effettuate con bonifico, carte di debito, di credito o prepagate, assegni bancari e circolari. Sul sito artbonus.gov.it è consultabile la lista delle iniziative che possono beneficiare dell'Art Bonus. Sono anche disponibili le istruzioni dettagliate sia per usufruire della detrazione sia per visionare le schede dei singoli interventi. Un episodio di vandalismo si è verificato ai danni di un autobus dell'ATP ieri intorno alle 8:45 lungo la strada di Pieve Bassa fino a Pieve Alta. La ruota posteriore destra si è staccata mentre la corriera stava rallentando vicino ad una fermata. Per fortuna non ci sono state conseguenze, il mezzo è stato in seguito controllato nell'officina deposito di Rapallo, dove è emerso che i bulloni e i dadi erano stati svitati probabilmente durante la notte precedente. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri. L'autobus, spiega Roberto Rolandelli di ATP Esercizio, viene lasciato in sosta durante la notte all'altezza dei campi sportivi di Bogliasco per ragioni di comodità. Tuttavia, dato che è il secondo caso di vandalismo in quell'area, l'azienda sta pensando di ricoverare la vettura nel deposito più vicino. Apriamo adesso la consueta finestra di Telepace sull'Arcidiocesi di Genova. La linea va alla redazione del Cittadino che oggi apre col tema dei danni causati dal maltempo dei giorni scorsi. Sentiamo. Benvenuti nella redazione del Cittadino. È stata attivata da parte della soprintendenza l'unità di crisi. Pertanto tutti gli immobili sottoposti a tutela è possibile comunicare all'ufficio beni culturali la segnalazione dei danni subiti per permettere poi l'inoltro della documentazione ai funzionari di zona della soprintendenza che inoltrerà a sua volta al segretariato. Il Cardinal Bagnasco nell'omelia del 1° novembre ha voluto dire come i santi ci sostengono e ci aiutano. La Santa Messa è stata celebrata in cattedrale e nell'omelia il Cardinale ha voluto dire come bisogna lasciarsi amare dall'abbraccio dei santi, che è un eco dell'abbraccio del Signore. Lunedì 5 novembre, presso la Sala dei Capitani di Palazzo San Giorgio, si sono tenuti gli Stati Generali dell'Occupazione, presieduti dal Vice Ministro dei Trasporti Edoardo Rixi e dal Presidente della Regione Giovanni Toti. Servono investimenti per portare lavoro qui, hanno detto i due. Una città ferita, un'altra volta dal maltempo, come tutta la regione. Ora più che mai bisogna credere nell'intera città e nell'intera Liguria. Concludiamo il TG con la notizia della candidatura di Genova come capitale europea dello sport per l'anno 2023. Un momento importante per l'intera città e sicuramente una candidatura voluta fortemente dalla Giunta Bucci, la quale ha voluto ribadire come Genova non si ferma davanti alle difficoltà di tutti i giorni e non si deve fermare. Il lavoro da fare è tantissimo, soprattutto per gli impianti genovesi e gli investimenti da fare, ma Genova ha dimostrato negli scorsi mesi di poter guardare avanti con onore. Dalla redazione del Cittadino è tutto, la linea può tornare a Chiavari. Grazie. Bene, ringraziamo la redazione del Cittadino e torniamo in studio. L'oratorio di San Martino e San Salvatore di Cogorno da domenica tornerà ad ospitare le Sante Messe e i momenti di preghiera, nonostante i danni alla copertura causati dal maltempo. Le celebrazioni si terranno dunque al Villaggio del Ragazzo solo fino a sabato. Domenica, peraltro, giorno della festa del Santo Titolare, la Santa Messa sarà in oratorio alle 8:30, mentre alle 15:30 ci sarà la processione. I fedeli dell'oratorio e della confraternita di San Martino hanno trovato il modo di allestire un altare provvisorio
refettorio poco dopo i gradini dell'abside. La chiesetta sarà chiusa nuovamente quando prenderanno via i lavori di messa in sicurezza. Prosegue il progetto A Scuola col Museo, ideato dalla società economica e sostenuto dalla Fondazione Carige. Ogni settimana le classi delle scuole primarie di Chiavari parteciperanno a un ciclo di laboratori artistici condotti da Maria Rocca. Per capirne di più, noi siamo andati a vedere il servizio. Piccoli artisti all'opera in un dialogo tra città e storia è il progetto A Scuola con il Museo, un bando della Compagnia San Paolo vinto dalla società economica e attuato in questi giorni a Chiavari in collaborazione con la Fondazione Carige. Non deve stupire dunque l'invasione pacifica in centro città di tanti bambini armati di matite, fogli e pastelli. L'idea è di avvicinare i giovani soprattutto al paesaggio. Osserviamo la città, il paesaggio, proviamo a disegnarlo, quindi a interpretarlo e poi lo confrontiamo con gli artisti del Novecento esposti in quadreria della società economica per capire appunto com'era allora il paesaggio e come l'abbiamo interpretato noi all'esterno. Abbiamo dovuto fare una scelta perché Chiavari ha un patrimonio anche scolastico molto vasto, come sappiamo, e dunque per questa prima fase, insieme a Maria Rocca che ha ideato il progetto didattico, abbiamo deciso di concentrarci sulle scuole elementari, le primarie. Con loro lavoriamo, sono più di 600 bambini in questo primo ciclo e speriamo di proseguirlo nel futuro. Al termine del progetto, che proseguirà sino a fine anno, sarà realizzata una mostra con i taccuini d'artista realizzati dai bambini, una sorta di quaderno pittorico dove vengono inseriti gli elaborati di ogni giornata. Si contrappone in maniera molto chiara anche a questa tecnica che oggi c'è del rappresentare attraverso anche le foto dei computer, no? E invece qui veramente c'è questa attenzione che viene in qualche modo anche insegnata da questi docenti, attraverso la quale i bambini imparano a capire con gli occhi dell'artista anche come si approccia un quadro. Una targa a ricordo di Edoardo Bo è stata scoperta nei giorni scorsi nella sede della Croce Rossa di Riva Trigoso. Il direttivo ha voluto così ricordare un volontario storico del sodalizio rivano, prima come milite autista, poi presidente per 40 anni. La lapide benedetta da Don Mauro Sapia ricorda il principale obiettivo di Edoardo Bo: educare i giovani ad aiutare gli altri nel bisogno. La targa è stata scoperta dal pronipote Edoardo Ferroggiaro. Tra gli altri erano presenti molti militi volontari, di cui alcuni che avevano prestato servizio durante proprio l'operato di Edoardo Bo, la famiglia e l'assessore comunale Lucia Pinasco. Con una partita amichevole, per la cronaca finita 2-2, sono stati inaugurati ufficialmente i campi in colmata a mare di Chiavari. Impianto che verrà completato nelle prossime settimane con luci a LED e la donazione di un trattorino per il manto sintetico. E intanto l'amministrazione progetta per il 2019 interventi al Palazzetto dello Sport a San Pier di Canne e alla piscina del Lido. La cerimonia di inaugurazione in colmate coincisa con l'intitolazione alla memoria di Franco Celeri, indimenticato presidente dell'Entella. Vediamo. A capire, ad apprezzare quanto è bello il gioco, il condividere le cose più autentiche e vere. Lo chiediamo a te che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Franco Celeri è stato un papà, un nonno, un imprenditore appassionato di calcio, ma soprattutto attento alle esigenze dei giovani. Lo storico presidente dell'Entella tra il 1977 e il 1979 aveva intuito per primo l'esigenza di spazi in cui i ragazzi potessero giocare, realizzando i campi in colmata e donandoli al comune, quei campi che oggi portano il suo nome. Sono molto contento di questa serata, ringrazio il sindaco di Capo e tutti i suoi collaboratori che hanno permesso di dedicare il campo sportivo intitolato al nome di mio papà, di nostro papà. È un'emozione enorme che non finirò mai di ringraziarli. Era amante del gioco, del calcio,
e oltretutto lui aveva anche questo signore qua che giocava molto bene a calcio e ce l'ha fissata tutti quanti in famiglia. L'impianto è stato inaugurato ufficialmente ospitando una sfida tra una rappresentativa di amministratori comunali e la squadra femminile dell'associazione Rupinaro Sport, accompagnati in campo dai bambini del settore giovanile dell'Entella Academy e del Rupinaro Sport. La struttura è stata sottoposta ad un restyling complessivo che verrà completato nelle prossime settimane. Con i ribassi d'asta dovranno essere ancora effettuati alcuni lavori, ad esempio le luci a LED verranno rifatte completamente, che consentiranno un risparmio di corrente di circa il 70%, e inoltre con il ribasso e le sanzioni applicate alla ditta che ha fatto i lavori, che ha avuto un certo ritardo, avremo incomodato al gestore un trattore che serve per pettinare il manto erboso in erba sintetica. L'opera si colloca in un piano complessivo di recupero delle strutture sportive della città, che comprende anche le palestrine di Via Gastaldi, il palazzetto dello sport di San Pier di Canne e la piscina del Lido. Finanzieremo anche nel 2019 il palazzetto dello sport di San Pier di Canne. Il primo lotto prevede 570.000 euro, verrà emesso un impianto fotovoltaico e verrà tolto tutto il tetto in Eternit. Partirà la gara pubblica per riqualificare definitivamente la piscina storica del Lido, piscina olimpionica. Appena pochi giorni per visitare la mostra fotografica naturalistica organizzata dalla LIPU, gruppo del Tigullio, nei locali della Torre Civica in via della Cittadella a Chiavari. In esposizione le più belle immagini dell'avifauna selvatica presente nell'oasi del fiume Entella. È possibile ammirare i 36 scatti di passeriformi, rapaci, aironi e limicoli. L'atterraggio dell'airone rosso, simbolo dell'oasi, quello dello stormo di Cavaliere d'Italia sul greto dell'Entella, così come lo scambio della preda della coppia di gruccioni o il martin pescatore, che sono tra i più apprezzati. Molto importanti anche le didascalie, che raccontano caratteristiche morfologiche o di comportamento delle specie raffigurate. Grande successo ha avuto il QR code, il codice a barre che permette di ascoltarne il verso con il proprio smartphone. La mostra si potrà visitare sino a domenica con orario nei giorni feriali 10-12, 15-19, la domenica dalle 10 alle 19. Domani a Imperia sarà inaugurata l'edizione 2018 di Oli Oliva, vetrina di promozione delle aziende olivicole. Nell'occasione il Consorzio di tutela dell'extravergine DOP Riviera Ligure presenterà in anteprima un progetto pilota di turismo esperienziale per lanciare le 3 DOP di Liguria. I primi 3 pacchetti di offerte interesseranno i territori di Lucinasco, Imperia, Albenga e Lavagna, dove i turisti diventeranno ambasciatori in Liguria raccontando l'esperienza vissuta anche tramite video report. E ora, come di consueto, la scheda degli appuntamenti per domani, venerdì 9 novembre. La sigla. Appuntamenti in agenda per venerdì 9 novembre. Nuova lezione dei corsi dell'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16 a Villa Quairolo il pastore Martin Ibarra terrà una conferenza sul tema Il sacro e le categorie del mistero nella spiritualità protestante. Nell'ambito dei venerdì letterari del Salotto a Nuova Penisola San Marco, alle 16 nella veranda del ristorante San Marco, Renato Delle Piane parlerà su Salvatore Quasimodo, un Nobel discusso. Nella sala livellara di Via del Pino a Chiavari alle 16.30 il docente Luciano Marcellini terrà una lezione di storia contemporanea sul tema Il martirio di Sarajevo. Il lavoro che genera valore. Il gruppo Tassano presenta il proprio bilancio sociale 2017. Appuntamento alle 17 al convento dell'Annunziata di Sestri Levante. All'Auditorium delle Clarisse di Rapallo, a partire dalle 21, si terrà l'incontro Nuovi Orizzonti tra Oriente e Occidente, storie e vite dell'Italia multietnica. Interverranno il giornalista Andrea Veduto e alcuni ragazzi ideatori della mostra Nuove Generazioni. Ripartono i venerdì live al Blue Seagull Pub di Chiavari, a partire dalle 22 concerto del gruppo Son and Daughter, tribute band dei Queen. Musica anche al Circolo Arci Orchidea di Santa Margherita Ligure, a partire dalle 22.15, concerto di musica folk noir dei Dead Cat in a Bag.
Per lo sport parliamo di arti marziali, buoni risultati per gli atleti del Taekwondo Athletic School Tigullio che si sono cimentati domenica scorsa nella gara di combattimento a Torino. Stefano Sanguinetti e Alice Corpa hanno conquistato la medaglia d'oro, argento per Dario Cerato e Andrea Blandino, Andrea Antireno e Jacopo Quaglierini. E infine medaglia di bronzo per Moaziz Rehan, Angelica Bottino, Manuel Bongiorno e Andrea Antireno. Questa era l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione, domani 12:45 TG13, vi lascio ai programmi serali sulla nostra emittente, vi auguro una buona serata, arrivederci.